fatto il primo passo col piede destro. Luca Zaia ha già varcato la soglia di Palazzo Balbi. Sul suo volto si leggono emozione, fatica, responsabilità. D'altro canto, il nuovo governatore sa di incarnare qualcosa di più rispetto al consenso, la speranza del popolo veneto. Il presidente stringe ogni mano che si allunga, poi sale al piano nobile e qui pronuncia il suo primo discorso. Punto chiave, il federalismo fiscale, simbolo della stagione delle riforme. Autonomia non è in contrapposizione con unità. Vogliamo ricordare che la Costituzione lo dice con chiarezza. Zaia ricorda la figura dei padri costituenti, cita il discorso di Luigi Einaudi, spiega il significato di ministro, uguale servitore, annuncia lo scambio di incarichi con Galan e chiama in causa i giornalisti. Chiediamo alla stampa di essere Catone il censore, di essere lì precisa e puntuale a spingerci nei momenti di esitazione. Ed ecco le domande dei giornalisti, soprattutto sul caso del giorno. L'attacco dei medici che definiscono sbagliata la nomina ad assessore alla sanità di Luca Coletto, di professione geometra. Chi critica un mio assessore che critica me e invito i medici per cui a fidarsi della parola che io ho dato. Zaia non rinuncia all'affondo. Non si mettono in discussione le professionalità prima ancora di aver conosciuto le persone. E glielo dice una persona che al suo esordio in politica ha avuto addirittura un bando con la firma di tutti gli intellettuali contro di me. Tutte persone che oggi mi sostengono. Infine il presidente stappa la bottiglia. È il momento del brindisi e qui qualcuno nota che all'insediamento di Zaia mancano 2 assessori del PDL, Giorgetti e Chisso. Come al congedo di Galan erano assenti 2 assessori leghisti, Manzatto e Sandri. Se non è un boicottaggio incrociato, è quantomeno una singolare coincidenza.